Abbiamo parlato lungamente in queste settimane della necessità di intervenire con sostegni regionali per aiutare le imprese che devono affrontare il caro bollette. Abbiamo chiesto un impegno alla Giunta in questo senso, un'assunzione di responsabilità, individuando in alcuni strumenti precisi e chiari, primo fra tutti appunto un supporto economico e finanziario sulle bollette, per venire incontro al tessuto imprenditoriale veneto, in particolare ad alcuni settori e comparti particolarmente colpiti dalla crisi energetica. Ora, tra tutti gli emendamenti della Giunta che abbiamo trovato a questo collegato, questo è l'unico che parla di, si intitola Misure urgenti a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia. In realtà io chiedo formalmente al legislativo e all'ufficio di presidenza se non pensate che ci sia una distonia tra la rubrica di questo articolo e il contenuto di questo articolo. Perché in realtà l'obiettivo di questo articolo non è quello di sostenere le imprese per far fronte ai costi energetici, ma è l'obiettivo dell'articolo quello di fare quella cosa che da tanti anni, da troppi anni, ogni anno ci chiedete di fare, e cioè di ritardare quella decisione di decidere quale deve essere l'ente strumentale regionale che interviene per gestire i finanziamenti regionali alle imprese. Quante volte in quest'Aula abbiamo detto: decidete, se lo deve fare Veneto Sviluppo dovete cambiarne la composizione sociale, se volete fare un altro soggetto lo dovete costituire, se volete mantenere Veneto Sviluppo o un soggetto così costituito e quindi anche con una partecipazione societaria di privati, dovete fare un bando di gara, e non lo dico io, lo dice l'Europa, se no andiamo tramite Avepa. Del resto Avepa nasce per questo, nasce appunto con l'idea di essere il nuovo soggetto della Regione del Veneto per gestire in maniera rapida e efficace i finanziamenti regionali a sostegno dell'impresa. Da troppi anni voi non assumete questa decisione. Avete approfittato della pandemia per bypassare il termine ultimo che l'Unione Europea vi aveva indicato, e adesso ogni anno, un anno con l'altro, prorogate la scadenza, sperando che emergenza dopo emergenza nessuno si accorga che noi stiamo compiendo un'azione contraria alle leggi e alle direttive europee, perché è illegale che siano società finanziarie composte da soggetti legati al mondo bancario e assicurativo che gestiscano i fondi regionali a sostegno delle imprese. E se proprio deve essere così, questi soggetti devono essere individuati con bando di gara. Ha detto l'Unione Europea, ci ha aperto una procedura, ci ha, come dire, invitato calorosamente ad adempiere alla normativa, e noi, prima per il Covid, adesso per l'emergenza, dal 31/12 N al 31/12 N+1 ogni anno. E siccome questo sarebbe un contenuto prettamente ordinamentale e quindi non legato alle dinamiche economiche e finanziarie del bilancio, per giustificare la presenza di questa ennesima proroga dentro questa legge, decidete di finanziarla. Quindi finanziate un fondo che è di diversi milioni di euro, vado a memoria, non ricordo quanti, con 150.000 euro per il caro bollette delle 5.000 imprese venete. 150.000 euro che ovviamente recuperate da quel famoso fondo di riserva che dovrebbe servire per le emergenze, per le necessità del Consiglio, per impieghi specifici. Ora davvero, al netto e insomma ribadendo la davvero totale incredulità rispetto alla non volontà di risolvere il tema strategico per la nostra regione, cioè come finanziamo, come supportiamo, come sosteniamo le imprese, perché stiamo continuando ad utilizzare uno strumento improprio
Quindi stigmatizzando ancora una volta la proroga della proroga della proroga della proroga, fenomenologia non sconosciuta a questo Consiglio, devo anche stigmatizzare l'entità dell'impegno. Cioè addirittura non solo non sostenete le imprese, ma quasi quasi le prendete in giro e definite un finanziamento totalmente ridicolo, totalmente sottodimensionato, totalmente inadeguato rispetto alla questione di cui stiamo parlando. 21 miliardi stanzia il governo e noi 150.000 euro. Ma siamo seri? Ora io penso che questo possa essere un emendamento accettabile se solo se può avere un contenuto dal punto di vista quantitativo ben più rilevante, altrimenti, come dire, oltre al danno la beffa, utilizzate uno strumento improprio per una proroga inopportuna, prendendo in giro le imprese del Veneto. A me non sembra davvero una risposta all'altezza delle necessità.